Amici di Via Vai Magazine, per la terza edizione di Caldogno, Villa di Scienza e di Pensiero, abbiamo con noi Flavio Aurelio, che questa sera presenta il suo libro, naturalmente con un titolo a tema. È vero, siamo proprio a fagiolo. Storia curiosa della scienza, le radici pagane dell'Europa per Salani Editore. Flavio, intanto grazie di essere nostro ospite e diciamo pure che, come si cita nella tua presentazione in internet di questo libro, la storia dovrebbe essere deputata a raccontare il come e il quando, mentre la scienza dovrebbe spiegare il perché delle cose, spesso anche annoiando, diciamo un po', diciamolo tra noi, mentre tu sei riuscito ad unire, a quanto sembra, il come, il perché, il quando e come hai fatto? Guarda, in realtà sì, è vero che la scienza spiega il perché delle cose o cerca di spiegarlo, però è anche vero che questo perché ha una sua storia, quindi in realtà questa è la storia del perché. In quanto il perché non è sempre stato uguale, no? C'è stato un momento in cui il perché sembrava essere una cosa, poi si è capito che invece doveva essere un'altra cosa, e allora i vari passaggi sono interessanti, soprattutto perché fanno vedere come si evolve, no? il pensiero dell'uomo con le conquiste, sì. Sempre più in là, sempre più avanti. Perché la scienza ha questo di caratteristico, che è un sapere cumulativo, come si dice, nel senso che quello che viene scoperto prima serve a chi viene dopo. Non a caso Newton, quando gli dissero ma lei è stato il più grande scienziato di tutti i tempi, è quello che è riuscito a vedere più lontano di tutti, lui rispose, citando un filosofo del Medioevo, e disse sì, io ho potuto vedere così lontano perché stavo seduto sulle spalle dei giganti. E in questo è stato grandissimo perché ha riconosciuto il valore delle persone che lo hanno preceduto. Tu in questo libro appunto parli dei grandi pensatori del passato, l'evoluzione appunto del pensiero, come è nata la scrittura, la medicina, la filosofia e quindi tante idee importanti che hanno segnato la storia dell'Europa ma anche del mondo. Allora, guardando indietro troviamo una storia anche per l'Europa decisamente interessante. Guardando avanti, quindi che futuro si può prospettare vedendo un po' i passi che stiamo compiendo in questi tempi? Qui ci sarebbe da fare un'analisi più politica che nemmeno scientifica, perché la scienza, sì, è scienza, però negli ultimi tempi spesso e volentieri evolve in base a finanziamenti in certe direzioni piuttosto che in altre. È un discorso delicato questo. Tra l'altro, proprio in questi giorni, io sto partecipando a un dibattito che si sta tenendo sul blog della Fondazione Diritti Genetici, di cui Mario Capanna è presidente, un dibattito su scienza, scientismo e democrazia. Ed è un dibattito estremamente interessante in cui stanno intervenendo tanti pensatori, tante persone del mondo della cultura, proprio per cercare di capire quali devono essere i limiti della scienza, dove la scienza si deve arrestare, come deve essere governata in termini democratici, perché questa cosa è un problema notevole, può portare a dei danni straordinari come invece a dei benefici invece inenarrabili. Allora tu sei comunque scrittore, musicista, uomo di scienza perché sei biologo, vero? Sì. Anche, ecco. Quindi sei stato anche però definito appunto come musicista l'erede di quello che è il teatro canzone di Giorgio Gaber. Quindi questa tua passione ti ha portato anche a fondare una compagnia, Music Comedians, si pronuncia così, sì. Un centro studi che appunto osserva e analizza proprio questo cabaret in chiave teatrale. Qual è insomma la tua vera anima? La vera anima, dunque diciamo che fare teatro, fare cabaret è il mio lavoro. Sì. È il mio lavoro, però io sono uno che coltiva degli interessi di studio, di interessi personali variegati. La scienza è uno di questi, la mia formazione è prevalentemente scientifica, al liceo scientifico, laurea in scienze biologiche con specializzazione in ecologia, eccetera. E tra l'altro io cosa ho fatto? Non ho fatto altro che unire, diciamo, per quello che riguarda la mia attualità, i miei interessi, cioè vale a dire questi grandi
grandi, insomma, chiamiamoli grandi se vogliamo, studi sulla scienza e quindi questo interesse per la scienza come argomento, raccontato però in termini teatrali, in termini satirici, umoristici, come è così nella mia indole. Sì. E questo per quello che riguarda il connubio tra questi aspetti, perché sennò sembra che uno faccia chissà che cosa, in realtà non è così, il mio lavoro è quello e poi in realtà è la dimostrazione che si può ridere e ci si può divertire parlando di qualsiasi cosa, perché poi questo è il vero, perché sai oggi la tendenza è a ridere sempre sugli stessi argomenti molto semplici, le donne, il rapporto di coppia, queste cose molto insomma della vita quotidiana, non che non siano importanti, però non sono sicuramente, non sono gli unici quando diventano temi. Monotematici, no? Allora si esagera. Invece la dimostrazione che si può parlare di qualsiasi cosa divertendosi. E questo libro, diciamo, da un lato e lo spettacolo che è collegato a questo libro credo lo dimostrino abbastanza.